Un bacino di laminazione sull'Olivenza in località Pradegai e sul fiume Monticano nei comuni trevigiani di Mansuè, Porto Buffolè e Fontanelle per un valore di 55 milioni di euro. Secondo il dossier della Regione, affidato ad un gruppo di specialisti con a capo il professor Luigi Dalpaus, per individuare le opere da realizzare per la messa in sicurezza del territorio dal punto di vista idrogeologico, questo bacino di laminazione è tra i primi da realizzare. Quella è praticamente pronta, nel senso che dovrebbe pronunciarsi questione di settimane la commissione di valutazione di impatto ambientale, dopodiché è appaltabile. Altro intervento da realizzare al più presto è quello da 15 milioni di euro per l'opera di invaso sul Brentone Pighenzo, sempre in territorio trevigiano, a Castello di Godego. Se il territorio veneto e trevigiano rispetto alla drammatica alluvione del 2010 è più sicuro dal punto di vista idrogeologico, gli allagamenti, le frane di febbraio di quest'anno dimostrano come ci sia ancora molto da fare. 2,8 miliardi di euro servono alla nostra regione per realizzare le opere raccolte nel dossier Dalpaus, 600 milioni il valore degli interventi urgenti già cantierabili. Restando sul territorio trevigiano, per quanto riguarda gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico, sui bacini dei grandi fiumi si calcolano in 145 milioni 965 mila euro quelli per la messa in sicurezza dell'Olivenza, oltre 327 milioni 640 mila per il Piave e ancora poco più di 1 milione 740 mila euro per il Sile. Abbiamo anche tutta una serie di interventi di messa in sicurezza degli argini, di pulizia e di risagomatura dei corsi d'acqua che sono pronti per essere eseguiti.